riferimento all'intervento della consigliera Cremaschi, siamo pienamente in accordo con quanto è affermato, però noi non stiamo trattando qui di inserire una nuova fattispecie di reato. La motivazione che ci spinge a fare questa proposta è perché attualmente, non esistendo la fattispecie specifica ed essendoci, credo appunto della giurisprudenza della necessità, l'articolo che viene utilizzato per in qualche modo gestire le estreme conseguenze di questi comportamenti è proprio questo. Allora, la modifica che viene proposta serve appunto per evitare che venga attivato il procedimento d'ufficio, che è possibile fare, quindi un minore venga immediatamente preso in carico in una situazione penale, e questo non farebbe altro che peggiorare la situazione, perché appunto la soluzione, la risposta a questo tipo di comportamenti non è immediatamente l'applicazione di un sistema di punizione. Il fatto di non procedere d'ufficio direttamente e quindi implicare immediatamente il minore in una situazione di tipo penale e quindi ricorrere allo strumento dell'ammonizione serve proprio a evitare di condannare immediatamente o comunque segnare per tutta la vita una situazione di un ragazzo che può essere recuperato. Allora, in questo senso si tratta di evitare un'applicazione troppo severa di un articolo di legge che già esiste del penale. Per quanto riguarda invece il discorso che faceva Ziberna, certo, i tempi che lui ha citato sono i tempi medi, ma abbiamo degli esempi di iter molto veloci, di iter anche molto più lenti. La nostra, questa proposta che noi facciamo, tra l'altro, si inserisce in un procedimento che è già in corso e quindi andrebbe semplicemente a sostenere delle proposte che già ci sono e vanno nella stessa direzione. Sarebbe un segnale dalla Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno di appunto degli emendamenti, delle proposte di modifica alla legge nazionale che è già in corso di discussione. E mi aggrego al pensiero di Ziberna che dice c'è la nostra proposta di legge regionale e quindi con misure che si possono attuare in questa regione, presentata da molto tempo, e come spesso accade per i provvedimenti presentati dalle opposizioni lì giace e resta, e quindi auspico che venga prestissimo calendarizzata in commissione per poter essere portata poi in aula.